La sua posizione è stata archiviata. Per la Procura della Repubblica di Treviso non ha responsabilità nella tragica fine della moglie, ma lui dice voglio giustizia e si prepara una causa nei confronti della casa automobilistica Rover. L'ex primario di oncologia di Castelfranco Veneto Paolo Manente si è tolto solo in parte il peso che porta dal 16 settembre del 2018, quando a Col San Martino aveva fermato l'auto, un Range Rover Discovery, su un tratto in discesa per chiedere informazioni a un passante, azionando il freno a mano che tuttavia di lì a qualche istante aveva ceduto. L'auto si era rimessa in movimento acquistando sempre maggiore velocità. La 72enne Angela Bertolo, seduta al posto del passeggero, era riuscita a tenerla in carreggiata ma non a bloccarla, morendo nell'impatto finale 2 chilometri più a valle contro un muretto. Ora l'archiviazione delle accuse a suo carico, con il noto medico castellano che dice il dolore è sempre più grande, sono pronto a mangiarmi i risparmi di una vita per dare giustizia a mia moglie. È giusto che la verità venga fuori.